Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, bentornati. È il nostro viaggio per le residenze nella città di Cagliari e della Sardegna continuano e dopo una Hotels T-Hotel Cagliari ci troviamo a Palazzo Tirso. Palazzo Tirso, una residenza storica di Cagliari, tiene il nome come cultura ma è diventato un hotel boutique di ultima generazione. Assolutamente sì, hai detto benissimo Umberto. Palazzo Tirso mette le basi come prima azienda, una delle più grandi aziende private sarde di tutta la Sardegna. Era la Società Elettrica Sarda, la vecchia SES aveva la sede qui, no? Non a caso il nome Palazzo Tirso rende omaggio al fiume più importante della Sardegna per questa ragione, per questa diretta connessione con l'elettricità. E poi finalmente l'avventura è stato deciso di destinarlo a farne un gioiello dell'ospitalità sarda, mi permetto di dire, non solo cagliaritana forse, ma con un pizzico di presunzione mi permetto di dire veramente anche dell'ospitalità sarda in generale. Anche la scelta di legare questa magnifica proprietà, perché è stato fatto un lavoro di recupero veramente eccezionale, per questo dobbiamo rendere grazie, oltre alla lungimiranza imprenditoriale della famiglia Puddu, proprietaria dell'immobile, anche allo studio di architettura che è stato scelto per fare questo progetto incredibile di risanamento e di valorizzazione di un immobile meraviglioso, che è lo studio Piva di Milano, che ha seguito tutti quanti i lavori. Non ultimo anche la scelta di legare questa meravigliosa struttura a un brand forte, conosciuto, dinamico e strettamente connesso con le esigenze e con le aspettative di un boutique hotel. Il marchio, parlo ovviamente di M Gallery. M Gallery appartiene alla grande catena Accor, famiglia ormai che conta più di 5.000 alberghi nel mondo. M Gallery, più piccolino, raccoglie, lo definiamo non più una catena ma una collezione di alberghi che a ognuno la sua personalità, il suo racconto, la sua storia da raccontare in tutto il mondo. Abbiamo visto che l'accoglienza si divide un po' in due fra terra e cielo, quindi il piano terra dove c'è un'accoglienza per quanto riguarda il food, il beverage, anche la carta di vini, e poi cielo perché siamo su questa magnifica terrazza dove alle nostre spalle abbiamo Cagliari con la via Roma e dall'altra parte la Sella del Diavolo. Esattamente, abbiamo voluto giocare un po' con un'estrema semplicità con questi nomi, proprio per evocare le location di appartenenza. Terra, e così abbiamo chiamato il nostro ristorante posto proprio nella hall, nella main lobby dell'albergo. Appena si entra, si varcano le porte, si percepisce subito la centralità del progetto di terra all'interno del nostro ristorante, proprio perché, proprio come collocazione fisica, prende possesso, prende la scena completa dell'albergo. E terra, oltre alla location, appunto al piano terra del nostro albergo, l'abbiamo voluto chiamare così con un gioco di parole per l'enorme, stretta e fortissima fusione che ha con la madre terra, quindi con i prodotti che la nostra Sardegna ci regala. Non ci piace parlare di un chilometro zero perché saremmo forse troppo esosi, ma in realtà
ci proviamo molto, ci avviciniamo molto a 1 chilometro zero. Proprio questo legame con la terra, a questo legame con la terra dobbiamo il nostro nome. Cielo, per contrapposizione, invece qui siamo immersi in si respira l'aria di mare meravigliosa, guardando da una parte e girando le spalle riusciamo a vedere Castello, tutta la nostra storia, la meraviglia e le meraviglie naturalistiche della Sella del Diavolo, oltre che quelle architettoniche di Bonaria. Abbiamo una vista meravigliosa, per fortuna. Da qui il nome Cielo. Anche qua il nome non deve far pensare al fatto che si stia solo all'aria aperta a guardare la natura, ma anche qui si mangia, si beve e lo si fa un po' tutto il giorno. Siamo a disposizione per cercare di soddisfare le esigenze di chi ci verrà a trovare con una cucina diversa. Se terra ha un strettissimo legame con il territorio, con la materia prima, e dove quindi il cibo è al centro del discorso e dell'attenzione, proprio la nostra attenzione principale è il cibo, su Cielo vorremmo che il fulcro fosse la convivialità, fossero i commensali, quindi vorremmo spostare i riflettori anziché dal piatto ma su chi sta intorno a noi, quindi sui nostri amici e con chi abbiamo deciso di gioire di un pasto insieme. Per questa ragione gran parte delle nostre portate sono portate dove è possibile fare dello sharing, sono del cibo da condividere insieme. Vogliamo proprio che il cibo sia uno strumento per aiutare a parlarsi, a ridere, a guardarsi intorno, a godere questa meraviglia. Ovviamente non tralasciando il gusto e non tralasciando il buono, il concetto del buono. Quindi una location che strizza l'occhio alle sfumature, quelle anche internazionali, e proprio la sua estrazione arriva proprio da lì, ha lavorato e collabora con grandi gruppi internazionali. Ma le chiedo, Cagliari finalmente è pronta a questo tipo di accoglienza e a questo tipo di prodotto servizio? Io sono convinto che i tempi siano maturi. È già da molto che i rooftop spopolano nelle grandi città internazionali, no? Anche a Milano ormai ce ne sono diversi, anche su Roma. Cagliari ancora non ne aveva uno, forse siamo il primo vero rooftop della città, godiamo sicuramente di una visione incantevole. Sono convinto che tanto i nostri turisti quanto i nostri concittadini ci daranno ragione, perché è un'esperienza giovane, è un'esperienza fresca, è un'esperienza dinamica. L'ho definito, come ho usato la parola esperienza proprio per questo. Il claim che noi utilizziamo per Cielo non è semplicemente restaurant o non è semplicemente bar. Noi lo chiamiamo Cielo Rooftop Experience, proprio perché vorremmo che chi sceglie di passare qualche ora con noi venisse a godere di un'esperienza. Poi deciderà chi verrà, se è soltanto per bere qualcosa o per mangiare qualcosa o per mangiare tante più cose o semplicemente per sorseggiare un bicchiere in piedi e guardare una bella vista. I tempi per me sono maturi e Cagliari è matura ad ospitare questo genere di ospitalità e a questo genere di ambizioni, e personalmente credo che abbia anche la voglia di provare questo genere di esperienze. E allora, nel ridare la linea alla regia al nostro Valerio Vargiu e nel ringraziare Antonio Carta per le immagini, noi la prossima settimana vi porteremo in un'altra location d'eccellenza di Cagliari e della Sardegna. Restate con noi. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Ad Arzachena da giovedì 15 a domenica 18 giugno negli impianti SKG Arena in sinergia con AECS Cagliari e Unione Stampa Sportiva Italiana e il patrocinio dell'assessorato regionale dello sport e della pubblica istruzione, la seconda edizione del torneo di padel alla memoria del telecronista Giampiero Galeazzi. Dopo la conferenza della scorsa settimana nel Salone d'Onore del CONI promossa da Giovanni Malagò, la manifestazione è stata presentata a Cagliari nella sede dell'Associazione Stampa Sarda, perché anche quest'anno i giornalisti italiani iscritti all'ordine saranno i veri protagonisti del torneo, che si disputerà in Gallura. Loro avversari, i campioni dello sport, hanno già dato la loro adesione Gianfranco Zola, Alessia Mancini, Cristian Bocchi, Pierluigi Casiraghi, Dario Marcolin, Massimo Rastelli, Flaminia Bolzan e David Suazzo. Ne siamo fieri. Io in particolare come gallurese, come amico di Giampiero Galeazzi e come assessore alla pubblica istruzione, in quanto c'è anche un concorso letterario. Poi Galeazzi dimostrava la passione nel suo mestiere, ti faceva sentire come quelle vecchie cronache di Enrico Ameri della Juventus quando entrava Altafini al secondo tempo, quindi ti descriveva verbalmente quello che tu potevi vedere o immaginare. Però è un onore per noi, soprattutto per me che sono gallurese, ospitare un torneo così prestigioso ad Arzachena. Parleremo anche il gallurese come lingua ufficiale e soprattutto rendere omaggio a un grande sportivo, a una persona che ha dato tanto per lo sport, facendolo di prima persona, insegnando la modestia, la simpatia, il rapporto col pubblico e con gli spettatori. Secondo appuntamento con un memorial che è stato organizzato dall'USI a livello nazionale. Noi ci teniamo tantissimo a questo appuntamento perché è un'occasione di quelle che un po' ci mancano e consentono un po' ai giornalisti e alle giornaliste sportive sarde e non solo di incontrarsi, di discutere eccetera, magari in un campo di padel che è anche divertente. Io voglio ringraziare tantissimo Mario Frongia che è responsabile e l'organizzatore di tutto ciò e che è riuscito a coniugare questo appuntamento che a noi piace tanto appunto perché riusciamo a incontrarci anche con la formazione, ci sarà anche un evento formativo dell'ordine dei giornalisti, insomma un bel momento per ricordare un grande personaggio come Giampiero Galeazzi. Giampiero Galeazzi che in occasione di questo secondo appuntamento ritorna in quella che era la sua patria estiva.
Sì, assolutamente. Giampiero Galeazzi frequentava la Costa Smeralda, in particolare Zachena, Portocervo, i campi da tennis, quelli di Portocervo in Terra Rossa, che in questi ultimi anni poi sono stati frequentati dai più grandi al mondo, che d'estate magari sono lì e vanno ad allenarsi da queste parti. È una bella idea di spostare la manifestazione lì per quest'anno, anche perché, appunto, come hai detto, quella un po' era la terra di Galeazzi, era molto legato, ecco, a quella parte della Sardegna. Quanto tempo ci vuole per organizzare un memorial nazionale come questo? Premesso che è anche il compito istituzionale di chi lavora nel Consiglio nazionale ed è nell'organizzazione proprio delle grandi manifestazioni sportive. Dici molto bene Valerio, il Consiglio nazionale dell'USSI ha deliberato la seconda edizione a ottobre del 2022. Nel corso del congresso internazionale IPS, di fronte al presidente dell'UEFA Ceferin, al presidente della FIGC Gravina, il presidente nostro Gianfranco Coppola aveva appunto detto che ci sarebbe stata a Cagliari la seconda edizione. Poi ci siamo spostati in Gallura e da quel momento in poi abbiamo iniziato a correre con il CONI di Giovanni Malagò, che ha confermato la presentazione che abbiamo fatto al Palazzo d'Onore, e quindi insomma da ottobre. Un memorial che questa volta ritorna in un territorio particolarmente gradito alla protagonista del memorial. Sì, perché Giampiero Galeazzi, continuo de muro di Vignesura e Sarveres, ha vissuto con i figli Gianluca e Susanna 30 anni di vacanze nel Nord Sardegna. Il Nord Sardegna è stato importante anche per l'assessorato regionale allo sport e anche per un po' di persone che ci hanno dato una mano, tra queste Andrea Piras, che è stato uno dei primi a voler raggiungere ad esempio le scuole del territorio, a voler fare in modo che lo stesso Gianfranco Zola, che è il testimonial numero 1 di questa seconda edizione, fosse con noi a Trarzacchene e Portocervo dal 15 al 18 di giugno. Speriamo di poter fare una grande festa di sport, di inclusione, di socialità, insomma, coinvolgeremo le scuole della Gallura, cerchiamo di fare il tutto nel ricordo di Giampiero Galeazzi, un grande collega, insomma, che è stato un po' un esempio per tutti. Ecco, il vostro presidente regionale stava sottolineando il fatto che avete anche organizzato un incontro con i giovani in Gallura, con le scuole, con un tema che riguarda proprio la memoria sportiva. Certo, anche perché comunque uno dei nostri partner, il principale, è la Regione, l'assessorato allo sport e istruzione, quindi la mission anche della parte pubblica, della parte politica è quella che abbiamo sposato anche noi, quindi far sì che lo sport e l'istruzione, le scuole, i giovani vengano coinvolti. Ci saranno delle lezioni, una sorta di avviamento al padel, ma che servirà più che altro oltre che per iniziare la pratica sportiva, anche proprio per una questione di socialità. Lo sport deve unire, lo sport deve aggregare, deve azzerare le distanze anche tra gli adulti, ma soprattutto tra i ragazzi che devono imparare a fare squadra. Maurizio Porcu, protagonista nell'ambito di questa organizzazione di un progetto molto importante che riguarda la disabilità assoluta e i familiari di queste persone. Esatto, sì. Io sono Maurizio Porcu, il presidente dell'associazione Il Sogno Spettacoloso. È un'associazione nata nel 2017 con l'obiettivo di realizzare strutture ricettive che facciano fare le vacanze alle famiglie che hanno disabili, garantendo tutti i servizi alla disabilità. Quindi facendo staccare le famiglie in un periodo di un meritato riposo perché seguono le famiglie appunto i disabili. L'associazione è nata nel 2017, nel frattempo abbiamo già realizzato un parco giochi inclusivo nel comune di Muravera, abbiamo preso una struttura sul mare a Portocorallo, a Villa Puzzu, dove faremo un'area di accesso anche lì al mare per le persone con disabilità. L'obiettivo è quello di realizzare un resort per famiglie che vivono la disabilità. Si spera, con l'aiuto e il contributo di tutti, partecipando anche a questi eventi, di avvicinare più persone possibile all'associazione e a quelli che sono i nostri obiettivi. E concludiamo questo speciale che abbiamo dedicato all'avvicinamento al secondo memorial dedicato a Giampiero Galeazzi. Lo facciamo con Andrea Piras, che si è impegnato in questa seconda iniziativa. Sì, è stato un piacere dare una mano anche dal punto di vista finanziario attraverso la legge finanziaria approvata da poco il Consiglio regionale, perché è un evento molto importante che dà lustro alla Sardegna, ma soprattutto ricorda un grande sportivo che era Giampiero Galeazzi. Mi ricordo quando ero piccolo che non vedevo l'ora di guardare il 90° minuto, perché ai tempi, non avendo il Telepiù o Stream, era l'unico momento, e quindi un ricordo tenero di Giampiero.
già da piccolo, ecco. Però oltre ad essere un momento sportivo per tutti, anche un momento importante di inclusione sociale, perché questo memorial darà spazio e visibilità a tante realtà associative presenti in Sardegna. Ci sono tante associazioni di disabili, quindi è anche un memorial che, oltre a ricordare la figura di Giampiero, dà una mano per la inclusione sociale, ecco. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. E tu? Filiere guinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le buone idee viaggiano con le garanzie. Il fondo di garanzia è dalla parte delle imprese sarde che vogliono superare la stretta creditizia. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Buonasera, eccoci, parliamo di un nuovo argomento, ci ha raggiunto la dottoressa Maria Pia Orrudi, Federpharma Cagliari, in questo caso andiamo a capire che cos'è e soprattutto qual è la sua mission. Buonasera dottoressa. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Intanto io sono venuta a raccontare quello che le farmacie fanno e hanno fatto in quest'ultimo periodo, quindi che hanno sempre fatto, tra l'altro, si sono sempre occupati dei pazienti, di consegnare i farmaci, dare dei consigli giusti per un corretto uso del farmaco. Dottoressa, la farmacia ha avuto un ruolo da protagonista negli ultimi anni, ma è già da diverso tempo che è un punto di riferimento per i pazienti. Allora sì, in realtà la farmacia dei servizi, come ultimamente cerchiamo di far capire alla gente il cambio della farmacia proprio, inizia una decina d'anni fa. Gli ultimi 3 anni, da quando è scoppiata la pandemia, questo processo si è accelerato tantissimo, vuoi perché eravamo uno dei pochissimi presidi disponibili sul territorio soprattutto, e vuoi perché la tecnologia che era già dalla nostra parte ci ha aiutato tantissimo, ad esempio anche nella semplice erogazione del farmaco, quando
I medici erano autorizzati a spedire il semplice NRE, quindi il paziente veniva in farmacia con un numero e noi eravamo in grado di spedire, di stampare la ricetta e spedire, così consegnare e dispensare il farmaco al paziente. Una delle ultime novità del breve periodo è la distribuzione da parte delle farmacie del freestyle per i diabetici, un qualcosa di veramente utile per chi ha questa patologia, ma soprattutto in pochi mesi avete distribuito tantissimi pezzi, possiamo dire così. Allora, questa è stata una cosa di cui si parlava da diversi anni, anche di questa distribuzione del freestyle, che ricordo è il sensore che si applica nel braccio per la misurazione della glicemia senza bisogno di pungersi tutti i giorni il dito. Diciamo che anche qui ha giocato un po' a nostro favore la pandemia, perché la gente era costretta ad andare a ritirare tutto il materiale presso i centri, che avevano grosse difficoltà a distribuire, perché insomma la pandemia ha veramente reso molto difficile la distribuzione di farmaci anche dal punto di vista diretto da parte delle ASL. Per cui noi ci siamo proposti per la distribuzione e devo dire che ha avuto un grande successo, perché la gente viene a ritirare tutto il resto del materiale e i farmaci da noi e ritira contestualmente anche i sensori che può utilizzare. Da un punto di vista logistico, soprattutto nella nostra Sardegna, la farmacia è vista come un punto di riferimento quando i presidi ospedalieri o le guardie mediche sono lontani o in un altro paese. Quindi diciamo che tecnicamente il farmacista è stato sempre un punto di riferimento fra il medico o il primo soccorso o la prima gestione di un malessere di un paziente, ma oggi lo è ancora di più. Diciamo che si va sempre di più verso una territorializzazione della sanità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la farmacia insieme al medico di medicina generale sono sul territorio, gli ospedali sono nei grossi centri, per cui da qui a raggiungere l'ospedale, da qui a raggiungere un poliambulatorio magari ci passano anche 50-60 km certe volte. Invece, come abbiamo ricordato prima, la farmacia è in tutti i piccoli paesi, ormai è rimasta la farmacia, non c'è quasi più neanche la posta o la banca, è rimasto il farmacista, il prete, il sindaco come autorità e il medico di medicina generale, e qualche volta purtroppo il medico abbiamo grosse difficoltà, perché sappiamo benissimo le difficoltà che ci sono per molti paesi che non hanno più neanche il medico di medicina generale. Sulla praticità, mentre prima era come dire, il poter pesarsi, il poter misurare la pressione sanguigna erano i cliché della farmacia, ma adesso il bouquet si è ampliato molto. Il bouquet si è ampliato molto e diciamo che è iniziato una decina d'anni fa. E gli ultimi anni, parliamo di 5-6 anni, si è iniziato a fare in farmacia l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco, l'holter pressorio, oltre naturalmente le analisi di prima istanza che si possono fare. Tutto questo si è amplificato moltissimo nel periodo della pandemia, perché come abbiamo ricordato i centri ospedalieri erano accessibili soltanto giustamente agli ammalati più gravi, malati di Covid. Abbiamo avuto ospedali che hanno avuto soltanto malati di Covid, per cui anche fare un semplice elettrocardiogramma di controllo è stato molto utile. Consideriamo che sono quasi più di 5.000 le farmacie in Italia che fanno questo servizio. Proprio adesso, di questi giorni, è una raccolta, una mappatura proprio delle farmacie che svolgono questo servizio, che sarà molto utile proprio per essere punti di riferimento e centri di riferimento a livello nazionale ed entrare in una piattaforma nazionale che aiuterà comunque i pazienti a individuare anche quali sono le farmacie che offrono questo servizio. Le chiedo, come Federfarma, lo stato di salute a questo punto delle farmacie sarde. Lo stato di salute delle farmacie sarde è buono, va bene, anche se ultimamente l'economia è stata abbastanza negativa, anche perché molti pazienti, purtroppo, alcuni farmaci, a seconda di che cosa devono comprare, scelgono quelli più importanti e quelli meno importanti li lasciano se li devono comprare, soprattutto. A noi quello che invece ci ha cambiato un pochettino il nostro ruolo è stata la visione che la politica ha avuto nei nostri confronti, ha finalmente capito del ruolo importantissimo che noi abbiamo soprattutto sul territorio, sempre parlando di territorializzazione della sanità.
Bene, allora dopo aver incontrato la dottoressa Maria Pia Orrudi, Federfarma, e aver fatto un breve percorso nel circuito della sanità sarda, adesso incontriamo il dottor Pietro Senette e quale occasione migliore per parlare della prova costume e di alimentazione. Buonasera dottore, benvenuto a Panorama Sardo. I consigli per un'estate all'insegna del benessere. Buonasera a voi, sicuramente è il periodo giusto per parlarne. Parlare della prova costume in questo periodo siamo proprio nel tempo limite, perché mancano ovviamente qualche settimana. Quindi sicuramente bisogna partire da quelli che sono i consigli spiccioli, subito spendibili per le persone. Direi di iniziare a organizzarsi, ecco, l'organizzazione è la prima cosa, magari iniziare a curare tutti i pasti, quindi non saltiamo alcun pasto, insomma organizzarci con una buona colazione, degli spuntini e poi pensare soprattutto cosa fare a pranzo, in particolare per chi lavora, per chi magari è di fretta, senza trascurare alcun nutriente. Ecco, questi sono i segreti fondamentali, quindi ordine, non tralasciare alcun nutriente, ma poi riduciamo perché è ovvio, è anche logico, se vogliamo perdere qualche chilo di troppo dobbiamo ridurre l'introito calorico, no alle riduzioni drastiche, ovviamente sempre farsi accompagnare da un professionista, però caliamo quelle 400-500 kcal rispetto a quello che siamo abituati normalmente a consumare e magari per il momento, giusto per qualche settimana, tralasciamo giusto quegli alimenti che sappiamo essere ben noti per insomma, non portare bene al peso forma. Dottore, è di attualità ormai delle cronache settimanali, possiamo dire così, l'avvento del cibo sintetico per un fabbisogno mondiale di alimentazione e quindi il cibo sintetico andrebbe a sopperire, così può essere la proiezione, in quelle realtà dove c'è scarsità di cibi. Vorrei un suo pensiero in merito. Allora, è sicuramente attualissimo, ti ringrazio per la domanda. Quando parliamo di cibo sintetico effettivamente stiamo parlando della possibilità di permettere a tutta una popolazione mondiale l'accesso a dei cibi che noi, popolazione occidentale, ormai diamo per scontato. Una popolazione ormai crescente che ha necessità di appunto avere la possibilità di consumare dei cibi non finora consentiti. Pensiamo al terzo mondo, paesi che non hanno uguale accesso al cibo come noi. Allora il cibo sintetico si inserisce proprio in questo contesto e può essere un'opportunità. Quando parliamo di cibo sintetico mi viene in mente il pensiero delle persone comuni che un pochettino si spaventano, perché ovviamente è giusto normare questo cibo, è giusto dotarlo di etichette comprensibili, è giusto anche invitare il consumatore a riferire eventuali eventi avversi, visto che si tratta comunque sia di cibo nuovo. Bisogna anche però ricordare al consumatore medio che alcuni di questi cibi sono già nei nostri scaffali, basta pensare al cibo, alla cosiddetta carne vegetale, è tanti anni ormai che nei nostri scaffali viene consumata a tanti proseliti, a tanti clienti, per cui sì, ci sono delle novità, ma più che altro si tratta della prosecuzione di un percorso che è iniziato ormai tanti anni fa. Adesso voglio scomodare Churchill che diceva ci sarà un momento in cui per mangiare il petto di pollo e le cosce non dovremmo allevare un pollo intero, però basti pensare che già nel 97 la Comunità Europea ha voluto e richiesto un intervento specifico del legislatore per normare i cosiddetti novel food. Novel food intendiamo un pochettino tutto, novel food sono i cibi nuovi, quindi ci sta anche la carne sintetica, ci stanno le varie farine di grillo che sicuramente i nostri ascoltatori, le persone ormai hanno imparato a conoscere. E si tratta di un argomento molto delicato, un argomento, ripeto, dove prima di tutto occorre fare chiarezza, per cui è lecito normare, è lecito non lasciare esclusivamente
mano libera ai produttori, perché altrimenti sarebbe come chiedere all'oste se è buono il vino, quindi è giusto invece dare delle direttive chiare, però anche giusto tranquillizzare, dare un segnale tranquillizzante per le persone che ci ascoltano e capire, far comprendere meglio che c'è una necessità anche ecologica. Pensate che oggi per produrre 1 chilo di carne c'è uno spreco, un utilizzo secondo alcuni, uno spreco ad esempio secondo i vegani, i quali sostengono che noi non abbiamo bisogno di nient'altro al di fuori dei vegetali per sopravvivere, però sono una minoranza, per cui noi dobbiamo anche pensare alla maggior parte della popolazione che invece vorrebbe mangiare magari un hamburger tutti i giorni, e quindi per produrre 1 chilo di carne al giorno, dicevo, servono ben 15.000 litri di acqua, in confronto a 1 chilo di grano che ne richiede appena 1.500. Questi sono unicamente spunti di riflessione che dovrebbero un attimino far riflettere appunto le persone e cercare un attimino di indirizzare anche il consumo verso alimenti prevalentemente vegetali laddove si può, o comunque verso alimenti alternativi proprio mirati a limitare sia l'inquinamento ma soprattutto anche questi cambiamenti climatici che ripeto, non sembrano portare proprio bene, visto insomma gli ultimi fatti successi. Non posso non chiederle anche per quanto riguarda il vino, questa famosa etichetta che sempre la Comunità Europea, gli irlandesi in particolare, l'etichetta del vino che nuoce gravemente alla salute. Noi sono diverse settimane che vogliamo spingere questo tipo di domanda, di questione, ma lo chiedo a lei che è un esperto, tutto fa male se bevuto o mangiato in eccesso? Allora, l'eccesso, lo ribadiamo, fa sempre male, questo riguarda qualsiasi alimento o bevanda. Per quanto riguarda invece l'alcol, io sono un attimino più pragmatico, sono per valutare i dati scientifici. Allora, i dati scientifici oggi ci danno una dose limite di assunzione dell'alcol che possiamo, soprattutto per chi ci ascolta da casa, sintetizzare in 2 bicchieri di vino al giorno per un uomo e 1 bicchiere per una donna. Questo esclusivamente per un discorso anche di distribuzione tissutale nei 2 corpi dell'alcol. Bene, se restiamo entro questa soglia, l'alcol non è stato dimostrato che faccia male. È ovvio che se noi andiamo a considerare l'utilizzo di alcol spicciolo su colture cellulari, è ovvio che l'alcol di per sé puro è un veleno e sta a noi appunto esperti ribadire che esso non debba essere utilizzato, quindi soprattutto invitare anche i ragazzi, i più giovani a stare lontani dai superalcolici, ecco, quelli insomma non sono proprio delle bevande salutari, ma lo voglio ribadire, 1 bicchiere di vino al giorno per una donna e 2 per un uomo, insomma non possono che essere considerati un peccato veniale. Grazie dottor Senette, ritroveremo il dottore nei nostri percorsi estivi di Panorama Sardo e adesso diamo la linea alla regia e ritornate con noi perché tra poco ci sarà Valerio Vargiu che ci parlerà di turismo. Cofimer, Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito.
Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Bene, lasciamo la salute, la fase importante di come ci si deve alimentare per la prova costume e parliamo, come facciamo tutti gli anni all'inizio di giugno, con il presidente di Confesercenti, Roberto Bolognesi, per sottolineare un particolare. Si apre una stagione, una nuova estate e secondo molti sarà l'estate dei record. Lei cosa ne pensa? Sì, i segnali sono più che incoraggianti, siamo tutti moderatamente ottimisti, abbiamo avuto già dei report molto positivi sull'ultimo ponte ma anche quello del 1° maggio, oltre a questo recentissimo del 2 giugno, sicuramente i segnali sono molto positivi, c'è da però fare una constatazione che è un po' sulla bocca di tutti, è che il potere d'acquisto dell'inflazione ha eroso tantissimo e quindi la capacità di spendita soprattutto dei turisti italiani è fortemente condizionata da questo fenomeno. Ciò nonostante abbiamo degli ottimi segnali per quel che riguarda soprattutto i turisti stranieri. L'Italia piace tantissimo, la Sardegna piace tantissimo, abbiamo un fattore incognita che è sempre il problema dei trasporti, soprattutto quelli aerei, anche se ci si sta adoperando per ottimizzare quelle che sono delle criticità endemiche, non di facile soluzione, ci mancherebbe altro, però guardo con un certo ottimismo anche quelle che sono le intenzioni che dovranno essere poi manifestate a livello attuativo dell'assessore ai trasporti, perché riguarda soprattutto gli incentivi ai vettori, è una novità in assoluto, gli incentivi ai vettori per nuove rotte, quindi potrebbe essere una piccola rivoluzione copernicana, perché finora gli incentivi ai vettori hanno avuto un percorso abbastanza tortuoso, sempre sub iudice per quel che riguardava gli aiuti di Stato, ma adesso non voglio addentrarmi in tecnicismi. Diciamo che tutto sommato ci si indirizza verso qualcosa di positivo. Certo, se si riuscisse a sistemare in una maniera definitiva determinate criticità, vedi la querella sulla governance del sistema aeroportuale, non sarebbe male. Turismo, ricettività, commercio. Questi 4 mesi, dall'inizio di giugno alla fine di settembre, cosa rappresentano per la vostra economia? Guardi, mi fa molto piacere questa domanda perché lei sta sottolineando un qualcosa che noi chiamiamo filiera del turismo. La filiera del turismo abbraccia direttamente diversi comparti, anche quelli che possono sembrare più lontani come quello dell'agricoltura o dell'artigianato sono fortemente interessati ai flussi turistici.
Quando pensiamo che il PIL della Sardegna, per quel che riguarda il turismo, è ancora ridotto all'8, forse 9%, mi viene da pensare che il bicchiere mezzo vuoto e c'è tanto lavoro da fare. So che buone intenzioni da parte dei vari rappresentanti istituzionali convergono in questa direzione, però è qualcosa che può cambiare in una maniera determinante il futuro prossimo dei vari comparti produttivi della Sardegna. Ci aspettiamo sicuramente un qualcosa di più perché, ripeto, è un comparto strategico, però vorrei dare un significato un po' più composito a questo termine. Ci ripetiamo sempre che il turismo dovrebbe essere il nostro petrolio, il nostro oro. Ancora su certe cose un po' si balbetta, quando vediamo che molti dei nostri hotel sono ancora fermi, per questioni puramente normative, sono ancora fermi con standard costruttivi o di accoglienza di qualche decina di anni fa, mentre i nostri competitor corrono, è una riflessione che meriterebbe sicuramente delle risposte immediate, dico soprattutto a livello normativo, ci mancherebbe altro. Pensiamo ai nostri 900 hotel, recentissimi ce ne sono molto pochi. Sul discorso ampliamento camere, perché lo standard delle nostre camere è sicuramente intorno ai 18-20 metri quadri, mentre ormai gli standard europei vanno oltre i 30, qualcosa lo si è fatto, però ci vuole quello scatto, quel qualcosa in più in termini anche di servizi, perché no, è di qualità di servizi. Un'estate speciale perché col weekend legato alla festa della Repubblica, weekend lungo, è partita la stagione. Abbiamo fatto i conti, abbiamo 1000 esercizi alberghieri in attività, abbiamo 20.318 situazioni denunciate ufficiali già da quest'anno che riguardano bed and breakfast, affittacamere, camping, tutto quello che è il pianeta turistico regionale. Sì, ma lo ripeto, sicuramente i segnali sono molto positivi, la Sardegna si spende bene per varie ragioni. Ripeto, vedo però altre realtà come la Puglia, la Campania, la Sicilia, ma anche spostando appena più in là i confini, anche nel bacino del Mediterraneo, la Grecia, i paesi dell'ex Jugoslavia, il Nord Africa, che danno dei segnali di vitalità assolutamente molto spinti, quindi ci muoviamo, voglio significare questo, in un panorama dove la competizione è assolutamente a un livello molto alto, non possiamo vivere di rendita, però potremo assolutamente fare molto di più. Io ripeto, la Sardegna in questo momento è ancora sottostimata, viviamo di rendita. Se ci si affaccia in realtà neanche tanto lontane, parlo dei paesi del nord Europa, ma anche del centro Europa, la Sardegna ancora è una meta lontana. Non lo dico solo in termini geografici, lo dico anche in termini conoscitivi. Conclusioni le dedichiamo al commercio e a un segmento particolare, il ruolo dell'ambulantato nella lotta all'aumento dei prezzi dovuto all'inflazione. Ma sicuramente l'ambulantato è un settore finora abbastanza trascurato, però ha diverse funzioni, perché no anche sociali, di inclusione, di calmierazione dei prezzi, di filiera corta. È un settore che aiuta tanto, soprattutto in contrasto all'inflazione. Io sono uno di quelli che almeno 2 volte alla settimana va a fare la spesa al mercatino. E mi trovo assolutamente bene. Quando parlo di filiera corta, perché troviamo tantissimi produttori, ma tantissimi anche extracomunitari che trovano una sistemazione dignitosa. Sicuramente gli enti locali, soprattutto quelli locali, non hanno fatto tantissimo per aiutare un comparto che di per sé è assolutamente molto dinamico e, ripeto, è quello che è più strettamente connesso al territorio locale. Meriterebbe sicuramente molta più attenzione, però mi torna utile ricordare 3 novità normative
che hanno aiutato il piccolo commercio, perché quando poi anche l'attività pubblica fa qualcosa di positivo merita di essere sottolineato. Uno è la legge, l'ultima legge, la legge 3, soprattutto sul piccolo commercio, che dà incentivi a fondo perduto del 40%. La Confesercenti ha fatto diversi seminari in tanti piccoli comuni, è una legge mirata soprattutto al piccolo commercio e quindi anche all'ambulantato, merita sicuramente di essere sottolineata, e approfitto di questa trasmissione per poter dire a chi ci ascolta: avete bisogno di informazioni, di aiuto, rivolgetevi alle sedi locali di Confesercenti, sono assolutamente disponibili a darvi delle giuste informazioni. Quindi un plauso all'assessore al turismo. L'altro è dell'assessorato al lavoro, destinazione Sardegna, dove per quel che riguarda tutta la filiera turistica, dove ricade anche il commercio, ricadono anche le attività di somministrazione, le attività ricettive, le attività di servizi. C'è un contributo dai 400 ai 1000 euro per i dipendenti assunti sia nel 2022 ma anche nel 2023, sono due bandi distinti. Anche qua c'è un aiuto economico notevolissimo. Un altro, non meno importante, è quello per i piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti, le piccole attività commerciali. Nei comuni sotto i 3.000 abitanti avranno un contributo, una tantum a fondo perduto di 15.000 euro. Quindi diciamo che sono tre norme che aiutano tanto il comparto, e Dio solo sa se ce n'è bisogno, e vi rinnovo per qualsiasi informazione a rivolgervi alle sedi locali di Confesercenti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. E tu? Filiere Ghinisesi. È nata la pasta Ercole.0, l'unica di filiera sarda al 100%, certificata dal grano alla tavola. Scopri il nuovo gusto Cellino nel tuo supermercato di fiducia. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale.
Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Sul versante orientale della regione storica del Montiferru, a 503 metri sul livello del mare, a circa 110 km a nord-ovest di Cagliari e a circa 25 km a nord di Oristano. A San Leonardo de Siete Fuentes, frazione del comune di Sant'Ulussurgiu, si è svolta la 117esima edizione della Fiera regionale del cavallo, che mantiene il record della maggiore biodiversità delle razze equine. Un evento molto importante a livello regionale a riprova dello stretto legame che c'è da sempre tra gli abitanti del territorio e questo animale. La rassegna dell'allevamento equino in Sardegna, con più di 250 cavalli di razza anglo-arabo-sardo, sella italiano e altre razze autoctone, come il cavallino della Giara e il cavallo del Sarcidano. L'obiettivo è quello di promuovere il cavallo in tutti i suoi possibili utilizzi, ma soprattutto dal punto di vista turistico per un modo diverso e sostenibile di concepire il proprio viaggio. La fiera ha anche un settore dedicato all'enogastronomia e all'agroalimentare. Siamo molto contenti di poter ricelebrare e ritornare a questo evento che a partire dalla storia ha rappresentato un punto molto importante in Sardegna delle tradizioni equestri, evidentemente non solo di Sant'Ulussurgiu ma dell'intera isola. 117 anni dalla sua fondazione è un percorso storico molto importante, specie nella misura in cui negli anni appunto che furono San Leonardo era un punto di grande scambio commerciale, non solo dal punto di vista evidentemente della compravendita ma anche dal punto di vista della valorizzazione della razza. A San Leonardo si esibivano ed erano oggetto appunto di compravendita le migliori razze selezionate in Sardegna ed era uno dei punti fondamentali appunto di promozione della razza anglo-arabo-sarda che ha visto in Sant'Ulussurgiu forti tradizioni. C'è anche un ritorno economico per Sant'Ulussurgiu e San Leonardo? L'iniziativa chiaramente si è evoluta nel tempo. Oggi il tema delle contrattazioni e della compravendita nell'ambito equestre evidentemente non ha più la forma di una volta, è più che altro un'occasione di esibizione, di dimostrazione e di conoscenza anche del patrimonio genetico e genealogico insomma delle razze presenti. Da questo punto di vista però l'iniziativa si è evoluta nel tempo nella misura in cui è anche occasione insomma di esposizione, di valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche dell'artigianato, in particolar modo legato ai sellai, a coloro che insomma lavorano e producono e quindi di conseguenza anche vengono i prodotti specializzati del settore equestre, ma anche una parte degli stand delle produzioni dell'agroalimentare. Parliamo anche evidentemente di Casizzolo e non solo, e quindi la possibilità di degustare le nostre produzioni tipiche. È una giornata molto diciamo densa di manifestazioni legate al mondo equestre, ma anche una possibilità insomma
di vivere una giornata di festa come lo era allora, all'insegna insomma delle produzioni tipiche, delle esibizioni, della cultura e dell'orgoglio di Sant'Ursugio e del territorio sulla cultura equestre, ma anche un'occasione insomma di visitare San Leonardo, che lo ricordiamo è giardino storico di Sardegna, con le sue fonti, con la sua ricchezza del patrimonio insomma naturale sia del bosco ma delle acque, ritornare a celebrare questo importante momento che credo, lo dico anche questo dal punto di vista dell'importanza a livello regionale, che anche la regione Sardegna dovrebbe, come dire, contribuire a valorizzare, perché è un punto della storia che ha fatto nella Sardegna, ha fatto sì che il nome della Sardegna girasse anche in tutto il mondo. Stefano Ferranti, presidente Anacard Sardegna. Questa associazione, questa sigla cosa rappresenta? Anacad è l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo-Arabo e Derivati, quindi noi ci occupiamo a livello nazionale del cavallo anglo-arabo. Ecco, diciamo che nei fasti, nei tempi passati, c'era anche una sorta di mercato che poi era quello che arricchiva un po' i vari ippodromi, qui si venivano a scegliere un po' anche a vedere un po' i cavalli. Oggi c'è un tentativo di ripresa negli ippodromi sardi. Beh, negli ippodromi sicuramente sì, in realtà c'è una ripresa un pochino in generale in tutto il settore. La compravendita dei cavalli esiste ancora, è chiaro che rispetto a com'era la situazione 20 anni fa è molto diverso. Ecco, qui diciamo in questo panorama si possono trovare quelli che poi saranno i cavalli che vanno a riempire gli ippodromi con i loro fantini. Allora, anche, diciamo che è un posto dove si respira la cultura del cavallo e di questo stranamente ne abbiamo moltissimo bisogno. È un posto dove questa manifestazione, una manifestazione antichissima, è sempre stata frequentata da tutti gli addetti del cavallo, cavalieri, allevatori. Eccoli qua. Eccoli qua, esatto. E questa tradizione è qualcosa che fa molto bene al settore. Fa molto bene alla nostra cultura per darci coraggio ad andare avanti. Poi la compravendita, il mercato eccetera è un discorso molto, molto complesso. Comunque il legame tra la Sardegna e i cavalli e lo sport legato all'equitazione, diciamo che è tre cose che vanno d'accordissimo. Beh sì, abbiamo delle tradizioni antichissime riconosciute da tutti e questo sicuramente è un grosso valore aggiunto per le nostre produzioni, che poi sono anche comunque delle produzioni di qualità, sia nell'ippica propriamente detta che nel settore da sport. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com. Dalla fine di aprile all'inizio di giugno, sulla pelle dei sardi e del futuro turistico, commerciale ed economico dell'isola, si gioca una partita senza esclusione di colpi sul futuro dei collegamenti aerei da e per la nostra regione. Ripercorriamo insieme le tappe della vicenda, partendo dal 29 aprile. Sul blocco della fusione tra le società di gestione degli scali aerei di Olbia e Alghero, decisa dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile su richiesta dell'assessore dei trasporti Antonio Moro, scende in campo la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, confermando la decisione di procedere ad un'unica gestione dei 3 aeroporti sardi. L'operazione di integrazione prevede la realizzazione di un modello di gestione degli scali utile a una pianificazione integrata di attività e servizi che consenta lo sviluppo del traffico attraverso la razionalizzazione, l'efficientamento e la specializzazione delle strutture aeroportuali isolane in linea con gli orientamenti strategici già espressi dal 2016 dalle linee guida del Ministero dei Trasporti sulla base di quanto prevede il quadro regolatorio europeo. La sottoscrizione da parte della Camera di un aumento di capitale del fondo privato F2I che l'Istituto Camerale libererà con il conferimento in natura delle azioni detenute dalla Sogaer, la società che da 40 anni gestisce lo scalo del capoluogo, acquisendo così il ruolo di socio pubblico territoriale nella holding che deterrà le partecipazioni di maggioranza sulle 3 società di gestione degli aeroporti sardi ed avrà la sua sede regionale a Cagliari, impegnandosi ad assicurare l'unitarietà del disegno di gestione della politica di crescita del territorio isolano. Tra gli obiettivi della rete tra aeroporti regionali, basata sulla vicinanza territoriale degli scali e sulla loro gestione unificata e coordinata, l'Istituto Camerale sottolinea le importanti economie di scala, il trasferimento di knowledge e di buone pratiche, l'attuazione di processi di modernizzazione e l'introduzione di nuove tecnologie, altrimenti difficilmente accessibili in virtù degli alti costi di investimento. I presidenti di Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna, Alberto Bertolotti e Fausto Mura, hanno accolto con favore la decisione dell'ENAC di sospendere il parere favorevole sulla fusione degli aeroporti di Olbia e Alghero. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile era stato sollecitato ad un immediato intervento dall'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro. Si sospende il parere favorevole al fine di ulteriori approfondimenti istruttori di competenza. È questo in sintesi il contenuto della nota firmata dal direttore generale Alessio 40, che è stata trasmessa per conoscenza alla Regione Sardegna e al Ministero dei Trasporti a proposito del precedente parere favorevole espresso sulla fusione delle 2 società di gestione, la Geasar per l'Olbia Costa Smeralda e la Sogeal per la Riviera del Corallo di Alghero, in un unico soggetto, Nord Sardegna Aeroporti SpA, il cui massimo azionista è il fondo di investimento privato F2I, già proprietario della maggioranza dello scalo catalano e da sempre intenzionato a chiudere il cerchio regionale, raggiungendo un accordo con la Camera di Commercio di Cagliari per acquisire anche la gestione dell'aerostazione del capoluogo.
Lascia perplessi l'intervento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che contrasta con le dichiarazioni che ci aveva rilasciato 4 mesi fa il suo presidente Pierluigi Di Palma. In definitiva, alla privatizzazione mancano sostanzialmente gli aeroporti siciliani, mancano gli aeroporti sardi e tendenzialmente la Puglia. Per il resto c'è stato un percorso di privatizzazione che ha garantito lo sviluppo del sistema aeroportuale italiano, e sì alla privatizzazione, una privatizzazione nell'ambito anche di costituzioni di reti che effettivamente possono garantire al nostro Paese una crescita importante nell'ambito dello sviluppo del trasporto aereo, che nei prossimi anni sarà sicuramente costante e importante. L'assessore regionale dei trasporti in Consiglio regionale ha confermato la bocciatura del progetto di fusione tra Sogeal e Geasar con la nascita di Aeroporti del Nord Sardegna, che sarebbe stato il primo step verso la creazione, probabilmente entro l'anno, di un'unica società di gestione dei 3 aeroporti sardi. Antonio Moro ha parlato a nome dell'esecutivo guidato da Cristian Solinas, che un tempo sembrava vedere positivamente la nascita di un sistema aeroportuale regionale. L'assessore ha anche informato l'Assemblea Consiliare di una lettera ricevuta dal fondo privato F2I, che ha preso in mano la gestione del Riviera del Corallo di Alghero, acquistando il 90% delle quote proprio dalla regione. Ma vediamo nel dettaglio gli schieramenti in campo. Sono favorevoli alla fusione le Camere di Commercio di Cagliari, Oristano e Nuoro. Quella di Sassari e Nord Sardegna rimane per il momento alla finestra. È favorevole anche Federalberghi Sardegna per voce del suo presidente Paolo Manca, che è anche socio nel campo della ricettività alberghiera di Agostino Cicalò, presidente dell'Istituto Camerale Barbaricino. Sono contrari da sempre Confcommercio Sud Sardegna e il suo leader Alberto Bertolotti, e Federalberghi Sud Sardegna per voce del presidente Fausto Mura, e, come chiarito in apertura, l'esecutivo regionale. Si fa durissimo il confronto tra la Regione e le 3 società che gestiscono gli scali aeroportuali della Sardegna. Nella serata di ieri era in programma l'atteso consiglio di amministrazione della Sogaer, che da 40 anni guida quello di Cagliari. Ed ancora una volta la Regione e la SFIRS, la finanziaria regionale, non hanno approvato il bilancio astenendosi, così come avevano fatto per il conto economico della Geasar, che gestisce il Costa Smeralda di Olbia, e la Sogeal, che guida il Riviera del Corallo di Alghero. Non era mai accaduto, e proprio quest'anno, con i 3 bilanci in attivo, Sogaer più 15 milioni, Geasar più 34 e Sogeal più 5, nessuno si aspettava questa clamorosa decisione di Villa Devoto. Fonti notoriamente ben informate giustificano questa scelta come la conferma che in Regione si vogliono esibire i muscoli al fondo privato F2I, che dopo aver avviato la fusione tra le società di gestione degli scali Gallurese e Catalano con la sigla Aeroporti del Nord Sardegna, si avviava a chiudere il conto entro l'anno, portando la sede di un futuro unico gestore dei 3 scali sardi nel capoluogo, dopo aver definito l'accordo con la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano. Progetto al momento naufragato sul nascere, perché l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, che prima aveva espresso parere favorevole al progetto di Olbia e Alghero, ha congelato la fusione su richiesta dell'assessore dei trasporti Antonio Moro. Nel frattempo, nell'assemblea di Sogaer a Cagliari sono maturate 2 importanti novità. C'è una nuova rappresentante dell'amministrazione regionale nella persona di Gabriela Massidda, segretaria generale della regione, e c'è soprattutto un nuovo amministratore delegato individuato in Marino Piga, che fino ad ora ha guidato la Sogaer Security, che prenderà il posto di Renato Branca alla guida della società negli ultimi 4 anni. Sono stati confermati alla presidenza Monica Pilloni e i consiglieri Giorgio Del Piano e Giorgio De Murtas. La fusione tra le società di gestione degli aeroporti della Riviera del Corallo di Alghero ed il Costa Smeralda di Olbia, con la nascita del Nord Sardegna Aeroporti SPA, è regolare e il 29 maggio sarà ratificata nonostante il parere avverso dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile su richiesta della Regione.
Il fondo privato F2I, proprietario della maggioranza dello scalo catalano, acquistato recentemente sull'orlo del fallimento proprio dalla regione, con una nota chiarisce che non è vero che nel suo azionariato non sia rappresentata la componente pubblica, perché la Camera di Commercio di Sassari detiene il 9,38 delle azioni, quella di Nuoro il 7,89, la regione tramite la sua società finanziaria, la Sfirs, il 3,29, per un totale che rappresenta oltre il 20% del capitale sociale di Nord Sardegna Aeroporti. Pertanto, viene chiarito da F2I, nella fusione risulterà assicurato ai soci pubblici il diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea di Nord Sardegna Aeroporti nel pieno rispetto della legge e delle puntualizzazioni del presidente Solinas e dell'assessore ai trasporti Moro. Nel frattempo Sogaer, oggi di proprietà delle Camere di Commercio di Cagliari e Oristano, che gestisce lo scalo del capoluogo da 40 anni, impredicato per diventare il dominus dell'intera operazione entro il 2023, annuncia di non poter accogliere nel proprio consiglio di amministrazione Gabriela Massidda, indicata la scorsa settimana da Villa Devoto per incompatibilità con il suo precedente incarico pubblico e il capo di gabinetto dell'assessore Moro. Ma di quanto accade, cosa ne pensa il presidente dell'Istituto Camerale di Sassari e del Nord Sardegna? L'opinione della Camera di Commercio, che peraltro è stata già espressa in qualità di socio della Geasar, è complessivamente positiva se si analizzano gli aspetti industriali del progetto, perché oggi competere sui mercati degli slot aeroportuali è diventato complesso per gli aeroporti nella loro univocatorietà e risulterebbe più semplice per uniti per riequilibrare un contratto che è per definizione asimmetrico, che è quello che si stende tra le compagnie di gestione aeroportuale e i vettori aerei. Per fare un esempio, un vettore aereo può decidere oggi, senza alcun preavviso, di levare tutta la sua programmazione da uno scalo. Se lo scalo dovesse decidere unilateralmente di fare la stessa cosa, non la può fare. E allora, per essere più forti come sistema aeroportuale nei confronti dei vettori, è salutare dal punto di vista industriale un'aggregazione di più poli. Poi la Camera di Commercio non entra sugli aspetti sociali, politici e quindi non entra nell'agone del dibattito politico, si limita a fare delle valutazioni da impresa di carattere industriale. Stavamo parlando col Presidente di questo nodo della fusione degli aeroporti di Alghero e Olbia, ma che cosa è successo? Semplicemente c'è l'esigenza da parte della Regione, del Consiglio regionale, di avere piena conoscenza e consapevolezza di cosa stia capitando nei nostri aeroporti. In un'isola gli aeroporti non sono solo una straordinaria infrastruttura economica, ma hanno una funzione sociale, perché devono garantire un diritto fondamentale che è quello alla mobilità. Dagli aeroporti passano anche le strategie di sviluppo della nostra isola, e quindi riteniamo fermamente che le istituzioni, la Regione in testa, debbano avere piena consapevolezza e la regia delle politiche di sviluppo della nostra Sardegna, che passano anche dagli aeroporti. È stata anche letta in aula una lettera mandata dal fondo privato F2I alla Regione, all'assessore ai trasporti, dove si sottolineava che il 9 era stato dato un parere favorevole. Ma l'assessore ha avuto modo nella sua lunga esposizione di illustrare come sono andate le cose, negando
un coinvolgimento organico della Regione, ma al di là di questi aspetti procedurali che pure ci sono stati, non cambia il tema di fondo, cioè sulla necessità insuperabile del fatto che la Regione sia presente nella politica di sviluppo aeroportuale della Sardegna. Quindi non vogliamo fare nessun passo indietro, ma anzi qualche passo in avanti per mantenere questa regia in capo alle istituzioni pubbliche. La fusione tra Geasar e Sogeal, le società che gestiscono gli scali aerei di Olbia e Alghero, è la ratifica ufficiale della nascita di un nuovo soggetto istituzionale denominato Nord Sardegna Aeroporti SpA, che controllerà il Costa Smeralda e la Riviera del Corallo, è rimandata di 120 giorni. Una manifestazione di buona volontà dopo il vertice dei giorni scorsi promosso dal vice ministro Alessandro Bignami dopo l'intervento diplomatico del presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Salvatore De Ida. La decisione del via libera alla fusione con appuntamento rimandato a fine agosto è stata presa dai CDA delle due società di gestione con il voto contrario di Regione e Sfirs al progetto del fondo privato F2I che tempo fa aveva acquistato il 70% del pacchetto azionario dello scalo catalano, ormai sull'orlo di un clamoroso fallimento proprio dalla Regione. L'assessore dei trasporti Antonio Moro si è limitato a ricordare che l'ENAC, il 15 maggio, ha comunicato alla società incorporante di ritenere che allo Stato non possa essere autorizzata la fusione in un'unica società di gestione aeroportuale, perché è in contrasto con i principi normativi di riferimento. Sulla fusione è in fermento da settimane il mondo politico e imprenditoriale. Ricordiamo gli schieramenti in campo. Favorevoli alla fusione i 3 sindaci di centrodestra interessati, Nanni Campus per Sassari, Mario Conocci per Alghero e Settimo Nizzi per Olbia. Ed ancora Federalberghi regionale, Confindustria e Coldiretti, le Camere di Commercio di Cagliari, Oristano, Nuoro e Nord Sardegna. Contrari il presidente Solinas e l'intero esecutivo regionale, i 5 Stelle, Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna. Agnostico il Partito Democratico, ma l'ex governatore Renato Soru è contrarissimo. All'improvviso mi ritrovo la possibilità che in Sardegna si crei un unico monopolio privato di gestione delle porte della Sardegna. I 3 aeroporti della Sardegna, lontani da ogni possibilità di incidere da parte della Regione Sardegna, che peraltro però è il più grosso eventualmente finanziatore, sponsorizzatore, finanziatore anche di opere infrastrutturali che dovrebbero essere invece a carico delle società che hanno presentato un piano industriale per la gestione. Insomma, noi, la Regione, chiunque la governi, oggi il centrodestra, domani auspicabilmente il centrosinistra, chiunque la governi, 1, deve essere rispettata, 2, deve essere trattata con molto rispetto in questa Regione e non che prepotentemente o a colpi di codice civile interrompendo le discussioni, anche se le discussioni sono state avviate tardi. Terzo, la gestione delle porte della Sardegna è una questione talmente importante che non può essere lasciata nelle mani dei privati e unicamente direi nelle mani dei privati, perché c'è un conflitto di interesse abnorme, è chiarissimo. I privati fanno legittimamente il loro dovere, in questo caso un fondo di investimento che ha il suo obiettivo di restituire il più possibile ai suoi investitori. I suoi investitori, uno dice, ma sono investitori importanti, prestigiosi, CDP, F2I. CDP gestisce i soldi dei risparmiatori che mettono i soldi alle poste. Quindi gestisce i soldi dei pensionati, delle famiglie, gestisce i soldi delle persone normali che a fine anno, quando vanno a ritirare i soldi, vogliono l'interesse più alto possibile. Ed è dovere di CDP restituire quanti più soldi possibili a questi risparmiatori. Io credo che l'aeroporto debba essere gestito non per restituire più soldi possibili ai risparmiatori, ma
per garantire il miglior sviluppo possibile alla società e all'economia della Sardegna. È presto detto. Che scoppiasse il bubbone nel cuore della politica regionale l'avevamo previsto dopo il CDA, che aveva rimandato di 120 giorni la ratifica ufficiale della nascita di Nord Sardegna Aeroporti, prodotto della fusione tra Geasar e Sogeal, le società che gestiscono gli scali aerei di Olbia e Alghero. Con la decisione del via libera alla fusione, la calendarizzazione per fine agosto, è stato fatto un passo avanti importante nonostante il voto contrario di Regione e Sfirs al progetto del fondo privato F2I. Il comune di Alghero ha votato sì ed il primo cittadino, Mario Conocci, è un esponente del partito sardista, così come il presidente Solinas e l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro, che ha rimproverato sui media il compagno di partito. Mai l'avesse fatto perché il sindaco, che conosce bene le problematiche del Riviera del Corallo, ha ricordato all'esponente dell'esecutivo che se non fosse intervenuto il fondo privato, l'aeroporto di Alghero sarebbe fallito, travolto da milioni di debiti accumulati in 20 anni di gestione regionale. Ma c'è anche chi ricorda i favolosi anni 2000, quando lo scalo catalano dava il via con gli irlandesi di Ryanair ai primi voli low cost con destinazione Sardegna. Erano gli anni della gestione di Gabor Pinna in rappresentanza della finanziaria regionale e del superdirettore Umberto Borlotti. La novità era così grande che gli arrivi ad Alghero dalla Gran Bretagna quadruplicarono in soli 2 anni. Mario Conocci in questa battaglia personale può contare sul totale sostegno dei colleghi sindaci di Sassari e Olbia, anche loro espressione del centrodestra e assolutamente favorevoli alla fusione, così come Confindustria e Coldiretti, le camere di commercio di Cagliari, Oristano, Nuoro e Nord Sardegna. Pronta la replica di Antonio Moro, non va bene il metodo. A giudizio dell'esecutivo è mancata l'opportunità di valutare attentamente l'importante documentazione e soprattutto non è stato superato il parere negativo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Per queste ragioni, che in questi tempi... Riflessione finale super partes. Inizialmente l'ENAC aveva espresso parere favorevole, ma poi è ritornata sulla propria decisione su espressa richiesta della Regione. Domani la prossima puntata. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. PNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il PNRR destina 40 miliardi di euro agli enti locali. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, transizione ecologica e mobilità sostenibile, istruzione e inclusione sociale. Per i comuni della Sardegna, un'opportunità da non perdere. La società Prima Idea assiste le amministrazioni in tutte le fasi della progettazione fino alla presentazione della domanda. Velocità, competenza e professionalità. Prima Idea per il PNRR, una scelta vincente. Visita il sito www.primaidea.com.